Finalmente si gioca, questo è il dato più importante. Non siamo abituati a queste pause così lunghe durante il campionato. La gente di Rovigo ha voglia di rugby, noi abbiamo voglia di rugby, per cui insomma apprestiamoci a vivere in maniera un po' così anomala questa sfida con Colonna. È ovvio che dobbiamo anche fare un passo indietro, un lungo passo indietro per rivivere un po' quello che è stata la partita con i Lions, e appositamente per questo motivo abbiamo anche due ospiti, come sempre, come una tradizione. Uno è un giocatore e l'altro è una persona importante all'interno del rugby Rovigo, e farà anche una sorta di bilancio di questi primi mesi di campionato. Massimo Cioffi, ciao Massimo, bentornato. Ciao Andrea, ciao a tutti. E con noi il direttore generale della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Roberto Roversi. Ciao Roberto. Ciao a tutti e buona serata. Allora, Massimo, intanto parlare dei Lions con te è un po' limitante, nel senso che tu in quel periodo eri in Sud America per il Sevens. Vediamo un po' questi aspetti di questa pausa principalmente, come ha condizionato e in parte forse agevolato anche il vostro rientro, no? Dal Sud America. Bah, sì, sicuramente non so se ci rende insomma, giustizia questa pausa, perché a differenza delle altre squadre credo che noi abbiamo una rosa abbastanza grande, quindi Umberto sapeva come saperci insomma, gestire da qui fino a fine anno. Indubbiamente chi non ha una rosa così ampia e gioca soprattutto con i primi 15, secondo me è molto più agevolato in questo periodo, perché ha tempo di recuperare e di rimettersi in forze insomma, per il prossimo campionato. Poi più si rimandano queste partite importanti, ora con quella che è passata contro le Fiamme, sicuramente farla a fine campionato è diversa che farla adesso. Ecco, c'è da dire, una volta Roberto abbiamo una rosa lunga, ci mettono le pause perché, come dice Massimo, agevolano gli altri. L'aspetto interessante, però dice Massimo, portando le Fiamme a fine campionato ci dà un trittico di non poco conto. Sicuramente la nuova programmazione del calendario ci vede con un mese di maggio molto, molto impegnativo, ma appunto come diceva Massimo abbiamo un organico attrezzato e sicuramente lo affronteremo nel migliore dei modi. Ecco, parliamo con te quindi della sfida con i Lions, una sfida che comunque Rovigo ha gestito nonostante il grande carattere dei giocatori di Piacenza. Ma era una partita difficile per certi versi, perché tenere la concentrazione non è sempre così scontato, però diciamo, il trend che ha la FMCZ Rovigo da un bel po' di tempo è un trend importante, positivo, e è riuscita a tenerlo anche in questa partita, che nell'arco di mezz'ora è riuscita a sistemare, avendo già raccolto il bonus nella prima parte dell'incontro. Quindi è stata una bella gestione anche dei minutaggi e dell'organico, con il risultato assolutamente positivo, e quindi tutto secondo programma. Ecco, Massimo, la partita con i Lions arrivava dopo quella con Reggio, che era ricaduta dopo la sconfitta col Petrarca, per cui c'era il rischio di abbassare un po' la guardia contro Piacenza. Ma sicuramente dobbiamo temere tutte le squadre, perché tutti contro di noi vogliono far bene. E tutti contro Rovigo, sono 3 anni che sono qua e ho capito che ogni volta che scendi in campo la squadra che ti ha di fronte vuole sempre batterti per far vedere che comunque sta crescendo ed è migliore. Quindi sicuramente l'attenzione deve essere sempre alta. Io ho visto la partita con Piacenza con con Giamma in Sud America, c'era tanta voglia, rientravano tante persone, Ambrosini è entrato e si vede che c'era voglia di dare il suo impatto, di far vedere ai compagni che c'era, e quindi penso siamo stati veramente tanto bravi a tenere su la concentrazione, insomma poi il risultato si è visto. Ecco, in una partita insomma i 5 punti sono arrivati quasi subito, anche spazio ovviamente ad altre forze che trovano in queste sfide un modo per esprimersi, e è ovvio che ci si aspettava, Roberto, che dopo una pausa si giocasse subito, adesso siamo lì nel limbo, siamo stati perlomeno nel limbo. Purtroppo è un problema che riguarda un po' tutto lo sport italiano, stiamo vedendo cosa sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, e a noi non resta che adattarci a quello che viene deciso, e quindi bisogna fare buon viso a cattiva sorte. L'allenatore e lo staff tecnico hanno programmato l'attività di allenamento e di preparazione tenendo conto di queste soste, e quindi, che è un problema però che riguarda un po' tutti, non è che riguarda soltanto noi, e quindi cercheremo di ripresentarci in campo nel modo migliore possibile. Massimo, fa strano vedere la propria squadra giocare mentre tu sei dall'altra parte del mondo? Sì, fa tanto strano, soprattutto
Quest'anno secondo me è un anno diverso. Prima hai accennato il fatto che prima di Reggio venivamo da una sconfitta. Io non ci sono stato, ma la viviamo in maniera molto diversa quest'anno, una sconfitta come una vittoria all'interno dello spogliatoio. Siamo molto sicuri di noi, sappiamo che ovviamente tutte le squadre possono metterci in difficoltà, ma abbiamo una sorta di scudo che ci protegge da quello che viene esterno e interno dal campo. Siamo veramente pronti ogni volta ad entrare in campo e a dire ok, è il nostro rugby, giochiamolo perché sappiamo farlo. Scudo, spiegamelo, interessante. Sì, perché sai, spesso con Petrarca ogni volta questo derby, tante persone magari da fuori provano a mettere ansia in modo positivo ovviamente. Anche Umbe ovviamente quando va sotto pressione ci sono degli aspetti che insomma in campo non riusciamo a capirci, magari la gente si altera. Finito l'allenamento abbiamo questa sorta di cerchio, soprattutto nei tre quarti, dove ci stringiamo. Ci siamo detti una cosa, tutti comunicano ma solo 2 o 3 parlano, perché la comunicazione è fondamentale per tutti, ma il parlare di alcune cose è dovuto solo da alcuni, quindi David, Diego sicuramente sono persone che riescono a portarci tranquillità e dirci ok, oggi è andato male questo, entriamo in campo con una serenità ambientale assurda e giochiamo il nostro rugby perché sappiamo farlo. Quindi possiamo dire che sta diventando una squadra matura? Sì, secondo me tanto, nonostante i tanti giovani, secondo me stiamo creando una mentalità matura. Roberto? Credo che abbia detto delle parole molto sensate e molto giuste, Massimo. È una squadra che è consapevole delle potenzialità tecniche, fisiche e anche mentali a questo punto di cui dispone. Lo ha dimostrato sin dalle prime partite, vincendo partite all'inizio con un calcio all'ultimo minuto, con una meta in recupero. Credo che gran parte delle partite del Rovigo siano tutte cominciate andando sotto nel punteggio e poi ha dimostrato la forza, soprattutto nella partita con il Reggio Valor Rugby, quando è andata sotto 14-3, non si è persa d'animo ed ha recuperato con calma e tranquillità, perché si sente una squadra solida, una squadra che può in ogni caso sempre e comunque dire la propria in campo. Quindi Massimo, la vostra maturità va a bilanciare l'essere vulcanico di Umberto Casellato, inversamente proporzionale, no? Esatto. Siete esatto. voi che lo tenete calmo? In alcune circostanze magari sì, poi lui è molto bravo a organizzarci tutto il lavoro, però delle volte anche lui ovviamente ha dei momenti dove ha bisogno di un appoggio e credo che abbia creato questa squadra proprio perché sa che qualcuno può dargli una mano. Anche perché Roberto è più volte ribadito che l'allenatore comunque resta un uomo solo al comando. In questo momento sì, sei al comando, ma non è da solo perché ha uno staff che lavora con lui, c'è una società che cerca di assecondarlo nella misura migliore possibile, ha un organico a disposizione che gli permette di gestire i minutaggi e abbiamo visto quante volte i cambi siano stati decisivi nelle partite, in quanto nella ripresa molto spesso il Rovigo ha dato il meglio di se stesso quando le altre squadre cominciavano a calare dal punto di vista fisico e anche tecnico. Il Rovigo è venuto fuori perché ha una panchina importante e nel rugby di questi anni, di questo periodo, avere i rincalzi di livello, non dimentichiamo che possono cambiare 8 giocatori, quindi è mezza squadra che puoi cambiare, quindi puoi incidere molto con i cambi sul rendimento di un team. Rovigo appunto con questo organico riesce a farlo fino a questo momento nella maniera migliore. Ora andiamo a vedere le mete, tante, contro i Lions, poi rientriamo perché comunque sabato c'è colore. E l'applauso che va in memoria di Tommaso Battini, bolognese di 23 anni che aveva frequentato l'Accademia Arbitrale di Tirrenia e nella stagione in tratto corrente aveva iniziato a collaborare come consulente arbitrale per le Zebre Rugby Club. In territorio avversario, territorio raggiunto grazie al calcio appunto di Joaquin Pass ed è Romulo Acosta a portare avanti il pallone. Tentativo di controllo da parte del Rovigo, tutto ben riuscito. I Lions non sono riusciti a concretizzare al massimo questa occasione. Adesso Rovigo può attaccare, situazione di più a largo. Modena, Angelini, palla per Lisciani.
adesso va oltre, lo scarico per David Odiete, riesce a scalare in qualche maniera la difesa dei Lions e a frapporsi. Intanto Citton, Ambrosini, l'offload per Pippo Gadorini, ancora palla a disposizione, va a cacciare, il giocatore dei Lions non ci riesce. Era ottimo il lavoro da parte di Capone, uno dei giocatori di maggiore interesse. Matteo Ferro fuori, adesso la corsa di Edoardo Mastandrea, il sostegno di Matteo Ferro, doppio sostegno interno, la palla arriva direttamente tra le mani di James Ambrosini, si è dimostrato assolutamente preciso dalla piazzola. Questa volta non ci riesce. Udine, cresciuto nel rugby Udine, dopo un grave incidente stradale di settembre, si ripresenta in campo con la voglia di dimostrare il proprio valore. Ambrosini, seconda linea d'attacco con Francesco Modena, vede il buco, Modena fa strada, c'è il sostegno lì di Sironi, reverse pass per Lorenzo Citton che attacca, lui tra i più veloci in assoluto di questa squadra. C'è anche la rincorsa da parte di via, non ci riesce, meta di Lorenzo Crasti Citton, seconda meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, con tantissime defezioni. Nel frattempo arrivano i 2 punti aggiuntivi di David Odiete. Alessandro via l'uso del piede quasi dovuto, mancando l'avanzamento. David Odiete, la corsa, passo lo mette giù, adesso Citton, Matteo Ferro prova lui ad andare a contatto, Pettillo insieme a Conti a placare il capitano. Francesco Modena, gli step del classe 99 in meta la settimana scorsa contro Reggio. Citton finta e va, e quando trova spazio Lorenzo Citton diventa un problema. Placcaggio alto su Crasti Citton da parte di Giovanni Via. La palla però è giocabile con Nico D'Amico che va fuori dal frontale rispetto a Conti, mette la palla a disposizione di David Odiete che ha un sostegno fuori, la gioca per Luciano Lisciani, resta in piedi Pippo Gadorini, prova ad andare oltre, gli step di Pippo Gadorini, il pallone arriva per Jimmy Ambrosini, la meta di Jimmy Ambrosini dei 15 metri, trova l'H, per cui 2 su 3 dalla piazzola, l'attacco del numero 10, adesso Bans, la potenza del trentenne originario del Burkina Faso, passa, c'è Citton lì che lo guarda, Rovigo che prova a difendere, in realtà si torna sul punto precedente, per cui c'è un problema di fuorigioco per quanto riguarda Rovigo. Gioca veloce, Costa nel frattempo a terra, stretta la conversione di Joachim Pass, piattaforma di gioco, la quarta meta Rovigo, la presa è di Julien Nibert, è una presa sicura per quanto riguarda l'ex Racing, l'ex Stade Français. Prova a organizzare il drive il team di Umberto Casellato con Ntianda ultimo elemento, prova ad allungarsi, 2 metri di Ntianda italiana, parte David Odiete dalla piazzola, attraverso i piedi di Alessandro Via, un calcio dal box alto, Citton da dietro, la presa è buona per l'ex 9 del Vassugana, vede lo spazio, trova angoli straordinari, Enrico Mario Liut non vede l'ora di trovarsi l'autostrada di fronte a sé per andare a segnare la quinta meta per la FMCZ Rugby Rovigo Delta. In realtà dice non l'ho toccata là, voglio metterla un po' più centralmente. Rodigino, e Massimo Cioffi come lo è Bruno per i Lions. Attenzione, Pass legge tutto quello che c'è da leggere, la corsa di Mastandrea, Joachim Pass va a cercare la bandierina, l'esperienza, la capacità, il talento di Joachim Pass che si intromette. Pass, la rincorsa del numero 13 e infila l'H in mezzo, vediamo se nel senso o meno con Efori, ci provano con l'arrivo di Greco e adesso con one pass e c'è la meta di Bounce, a ricerca di 2 punti extra per cui Rovigo. Giant, Visentin, Antel finta, poi va lui, Visentin, Bounce in fuorigioco visto da Kirnoaga, era salito con l'intento di mettere pressione ai giocatori rodigini. Giocano veloce i ragazzi di Umberto Casellato, Visentin prova lui ad attaccare, Andrea Visentin placcato al collo, Diego Hunter, meta numero 6 per la FMCZ Rugby Rovigo Delta, che arriva in questo momento, bandierine su, Rosini a coprire la profondità, il pallone che
praticamente sta andando dentro i 22, la porta Jimmy Ambrosini, 20 secondi circa al termine della partita. C'è un mismatch con Odiete che ne secca 3, 4, 3 e poi viene preso molto bene da Riccardo Capone. C'erano 2-3 mismatch evidenti, tentativo di controrack in realtà irregolare, per cui adesso si gioca con Niber, la palla con Michelotto, la corsa del ex numero 8 del Badia, a gambe da vendere Fabio Michelotto con la meta in mezzo pali della Fenice Z Rugby Rovigo Delta, che sfrutta appieno, e a capochino i giocatori dei Lions trovano il weekend del 29 con Rovigo impegnato a Roma con le Fiamme, quindi una sfida di altissima classifica, mentre i Lions ospiteranno Viadana. Moscardi, David Odiete va a cercare un buco, lo trova, prova Conti a rincorrerlo, non ce la fa. Lui è David Odiete, il metaman della passata stagione, altra meta per Rovigo. Nel frattempo qui David Odiete inquadrato sulle bandierine. Finisce il match allo stadio Mario Battaglini con la Fenice Z Rugby Rovigo Delta che si impone sui Lions Piacenza Rugby per 50-19. Dicevamo all'inizio, è ripartito il Peroni Top 12, sabato porte chiuse, non si gioca col pubblico per insomma le faccende note a tutti di carattere sanitario. Ci sarà questa riapertura del campionato, sfidiamo Colorno, l'andata fu un match molto difficile, concluso veramente insomma in maniera positiva, ma abbiamo sudato parecchio. Sì, come ho detto prima, sicuramente tutte le squadre hanno voglia di far bene contro di noi. Colorno l'abbiamo affrontata che era appena salita, è entrata nel nostro campionato, una delle prime partite tra l'altro, quindi erano agli inizi, all'approccio, e trovarsi secondo me una squadra come Rovigo gli ha fatto solo che bene, nel senso che potevano giocare sapendo comunque magari di dover giocare duro. Noi a inizio campionato abbiamo avuto qualche problemino, ma siamo stati anche lì tanto maturi, una persona come Manny ci ha aiutato veramente tanto, ci siamo affidati anche a lui con l'ultimo calcio, abbiamo vinto alla fine, insomma ci hanno messo in difficoltà, speriamo che questa volta non sia così. Ecco, il rischio di prendere sotto gamba una partita con una neopromossa c'è stato allora, Colonno si è rinforzato con Segnoli, noi con Mamao probabilmente questo rischio non ci sarà più. Beh, non so se all'inizio del campionato il Rovigo abbia preso sotto gamba quella partita, era una squadra che con molte novità si stava formando in quel periodo e quindi può essere stata una valutazione non delle migliori, ma è stata una partita dove il Colonno giocò molto bene soprattutto. Poi Rovigo ci mise del suo per far bella figura agli avversari, però si capì già in quel frangente che quando ne è saputo nel secondo tempo il Rovigo cercò di venirne fuori da quella impasse di una partita un po' balorda che si stava sviluppando, è riuscita a trovare il bandolo della matassa e a portare a casa un risultato allora importante. Non dimentichiamo che si giocò sotto la pioggia, terreno scivoloso, tutte cose, tutti elementi che tendono ad appiattire i valori tecnici in campo e giocando con campi asciutti questo non dovrebbe succedere. Ecco, tra l'altro Colorno è una squadra piena di ex rossoblu che tornando qua vorranno insomma vendere cara la pelle. Sicuramente, mi sento molto con Leo, sicuramente ci sono tanti giocatori che vogliono far bene contro di noi, come quando abbiamo giocato con Reggio, il nostro Dennis e lo stesso Lucio. Noi non dobbiamo avere troppe preoccupazioni di queste, noi dobbiamo giocare il nostro rugby come ho detto prima, siamo sicuri di quello che facciamo e insomma finalmente se il tempo permette abbiamo tanto gas. Ecco, senti molto Leo, mi interessa questo aspetto, come ha vissuto questo cambiamento, anche il fatto che poi è andato via Leo, è arrivato Manny, prima parte di stagione veramente stellare, per cui l'ha un po' percepito questo cambiamento, un po' sofferto di questa cosa, ormai lui è proiettato in un'altra esperienza. Ma parlando con lui sicuramente gli ha fatto male andarsene via da qua, perché erano 4 o 5 anni insomma, che Leo giocava con Rovigo e ha sentito sicuramente l'impatto più che dentro al campo fuori, perché sicuramente vai via da una città dove è Rovigo sappiamo come si vive, sappiamo che la gente ti ferma, si parla di rugby, c'è molta gente che ne capisce, sicuramente andando a Parma la cosa diventa un po' più difficile. Però per quanto riguarda il rugby anche lui è una persona molto sicura, va per la sua strada e io gli auguro veramente tutto il bene del mondo.
Certamente anche noi ovviamente, non è che quando uno vive da Rovigo non lo puoi più trattare, Ovvio. ci mancherebbe. E Roberto, questo Colorno, che dicevamo una squadra che si è rinforzata come noi, la battaglia là dietro è una battaglia forse ancora più competitiva rispetto ad altri anni. E in fondo alla classifica c'è una bella lotta, e infatti i rinforzi che ha fatto il Colorno è per cercare di non trovarsi impelagato troppo in questa battaglia, come tu hai detto. Gli anni scorsi forse c'era una vittima designata, o un paio di squadre già designate già a metà stagione. Questa volta, quest'anno, sia in testa che in coda c'è un maggiore equilibrio. È chiaro, il segnale che arriva è di un campionato comunque spezzato in due, questo sì. Ecco, Rovigo Ambiente, facendo leva sulla tua memoria storica, i dati alla mano, come affronterà questa sfida a porte chiuse? Ed è, ti chiedo, la prima sfida a porte chiuse? Che io mi ricordi, sì, ricordo partite con pochissimo pubblico, soprattutto quando venne aperto lo stadio Battaglini, e parliamo del 67, allora il Rovigo navigava in pessime acque nella classifica, il pubblico, la squadra era quella che era, il pubblico si era allontanato ed era un po' come giocare a porte chiuse con 50-100 spettatori allo stadio. Quei tempi sono stati superati e adesso proveremo anche questa esperienza di giocare senza il nostro pubblico. Sappiamo quanto possa dispiacere ai nostri tifosi, ma credo dispiace ancora di più alla società. Queste sono le regole. Immagino anche i giocatori, no Massimo? Tanto, ne stavamo parlando appunto ieri, sarà strano non scendere in campo con il solito applauso, con le solite insomma, manifestazioni da parte dei tifosi, ma tra l'altro ieri ci siamo ritrovati un gruppo di noi che siamo andati da Moreno, abbiamo parlato anche con lui di questa cosa, è molto dispiaciuto di non poter essere al nostro fianco, ma d'altronde se così deve essere noi daremo tutto per magari far vedere anche dietro a uno schermo che noi ci siamo comunque. Ecco, tra l'altro magari chiedi a società che tessero Moreno come ha detto il campo, che almeno può fare la sua Esatto. E allora Roberto, Mamao, questo nuovo acquisto è arrivato insomma, per gli ultimi 3 mesi di campionato. È un giocatore che arriva da un campionato tra i migliori d'Europa, dalla top 14 francese, ha delle caratteristiche fisiche estremamente interessanti, i primi allenamenti i test fisici hanno fatto vedere che è in perfetta forma fisica, grande mezzi atletici, speriamo ci dia quel contributo che in questo momento la rosa dell'organico del Rovigo non ha in fatto di potenza e di impact player, e adesso lo abbiamo subito a disposizione e potremo vederlo all'opera da subito. Ecco, Massimo, come è stata diciamo, questo nuovo inserimento? L'avevo conosciuto in settimana, ovviamente le sue doti fisiche si vedono, sono notevoli. È un ragazzo che già dal primo allenamento ha voluto insomma, far sentire la sua presenza, sia con gli impatti e sia insomma, con il suo carattere forte. Sono contento perché è arrivata una persona sicuramente di esperienza, sicuramente può darci tanto, ma può dar tanto anche ai nostri giovani, e mi ci metto ovviamente anche io in mezzo. Fra Modena per me sta giocando veramente tanto bene, ma tanto. Sono contento perché è cresciuto in questi 2 anni e secondo me una persona così a fianco gli può dare anche quello stimolo per dare qualcosa in più anche adesso che magari c'è un momento del campionato dove si scende un po', si cala un attimo, invece adesso siamo tutti di nuovo su, vogliamo tutti far bene e anche dai primi test fisici che abbiamo fatto con lui in mezzo abbiamo spinto di più proprio per far vedere che ben arrivato ma ci siamo anche noi. Bene, andiamo a vedere quelle che sono le news che arrivano dagli altri campi del top 12, poi rientriamo per parlare di Massimo Cioffi. Si gioca ovviamente a porte chiuse anche la sfida tra Città Lions Piacenza e Argos Petrarca Padova, tanto più che il capoluogo emiliano si trova molto vicino alla zona rossa dell'Odigiano. Il match in programma al Beltrameti si presenta come il classico testa a coda, in cui la matricola, forte del fattore campo, proverà a sorprendere una delle protagoniste del campionato. Nella classifica del Peroni Top 12, la squadra di Padova si trova al 5° posto, a soli 2 punti da Calvisano, Fiamme Oro e Reggio Emilia, mentre i padroni di casa allenati da Gonzalo Garcia occupano la penultima piazza,
a 2 lunghezze dal 10° posto, appannaggio dei cugini del Colorno. La graduatoria della massima serie racconta poi che il Petrarca ha incamerato il triplo dei punti rispetto ai rivali, 42 contro 14, e vanta un saldo tra punti fatti e subiti nettamente migliore, con l'Argos a più 108 e il Sitava a meno 126. Gli uomini di Andrea Marcato e Roberto Santamaria punteranno dunque a far valere la loro maggior caratura per uscire dall'ostico stadio piacentino con il massimo della posta in palio. Per il Lions, viceversa, ogni punto guadagnato contro un avversario di questa portata sarebbe un prezioso contributo verso l'obiettivo salvezza. Ed avendo già messo in difficoltà squadre ambiziose, è certo che i bianconeri emiliani venderanno la pellaccia a carissimo prezzo. Ci sarà anche un ex di turno tra le file piacentine, il pillone Romulo Acosta, che a Padova ha giocato fino alla scorsa stagione, fregiandosi dello scudetto nel 2018. Il rugby al tempo del colera, parafrasando Marquez, mette in scena nel weekend un 14° turno decisamente surreale, con 4 delle 6 partite a calendario programmate a porte chiuse, fanno eccezione Lazio, Fiamme Oro e Medice e Valo Rugby, e la spada di Damocle di ulteriori misure restrittive ad incombere nelle prossime settimane, in questo divenire continuo e certamente un po' schizofrenico che sta caratterizzando la gestione dell'emergenza coronavirus a tutti i livelli del nostro paese. Dopo la settimana di blocco totale dell'attività decisa dal club dopo le prime ordinanze ministeriali, quella appena trascorsa a San Donà ha visto la ripresa degli allenamenti di prima squadra e settore giovanile, con il 15 della Lafert impegnato a preparare il match interno contro Calvisano. Con l'Italia ferma il box del penultimo turno di 6 nazioni, l'Irlanda non ha infatti accettato di giocare la gara contro gli azzurri a Dublino. I biancocelesti hanno ottenuto di poter anticipare la partita sabato pomeriggio in un Pacifici che, come detto, sarà desolatamente vuoto. Non che solitamente vi sia il tutto esaurito, sia chiaro, ma i tifosi pacifici sanno come farsi sentire e questo clima spettrale avrà certamente il suo impatto. Sul piano sportivo, i 22 punti di differenza in classifica tra le due squadre inquadrano la sfida più di ogni analisi. Calvisano sa di non poter più consentirsi passi falsi in quella che è la sua stagione più incerta degli ultimi anni, visto che a quota 44 ci sono anche Valo Rugby e Fiamme Oro e che il Petrarca tallona a brevissima distanza. La Lafert è invece costantemente alla ricerca della sua identità. Il blocchetto delle ultime 4 partite aveva nei piani dello spogliatoio tutto un altro sviluppo, con proiezione verso quella parte di classifica che la squadra sa di poter essere di sua competenza. Non è andata così ed ora il campionato dei ragazzi di Green dovrà vivere la giornata cercando di trarre da ogni turno il massimo, traghettando il gruppo al miglior piazzamento possibile in attesa di un probabile reset in vista della prossima. Lo stop da coronavirus ha nel frattempo consentito il recupero di acciacchi ed infortuni, consentendo al tecnico neozelandese di impostare la formazione migliore. Idem però anche per il 15 bresciano, con un Brunello decisissimo a dare la svolta nella parte finale del torneo, partendo proprio dal Pacifici. Chi vivrà vedrà, a patto di avere un buon collegamento per la diretta streaming naturalmente. Porte aperte o porte chiuse, il derby di Roma si gioca in un momento surreale con la paura del coronavirus che la scorsa settimana ha fermato il campionato che avrebbe visto le Fiamme Oro in casa con il Rovigo nel big match di giornata. Di fatto Lazio e Fiamme Oro si incontrano all'Acqua Cetosa, una partita fondamentale per entrambe le squadre. La Lazio, dopo la vittoria nell'ultima partita giocata, ha bisogno ancora di punti per uscire dalla zona rossa. Fiamme Oro che vogliono rimanere lì nella parte alta della classifica. Inutile dire chi è avvantaggiato sulla carta. Il derby, in particolare a Roma, è una partita a sé, imprevedibile come sempre il risultato. Le Fiamme Oro hanno sì il favore del pronostico, ma solo il triplice fischio dell'arbitro ci dirà chi porterà a casa questo derby della... Bentornati in studio Rugby House dopo un po' di tempo, insomma riparte il campionato sabato con il Colorno a porte chiuse qui al Battaglini, ma ci sarà la possibilità di seguire la partita in streaming ovviamente. Massimo Cioffi ospite oggi, l'avete già visto nel corso delle altre 2 parti del programma. È ovvio che Massimo è stato un po' una sorta di Brooke Ridge Beautiful dell'estate scorsa, no? Quindi come ti sei sentito essere così parte di una telenovela estiva come quella che ti ha visto ritornare a Rovigo? Bah, diciamo che come avevo già detto in passato era una scelta insomma mirata, ovviamente tutti sapevano i motivi e quando c'è stato il no di là io non l'ho vista tanto come diciamo sapevo dove dovevo andare, dovevo solo ritornare a Rovigo
c'erano molte proposte, ma effettivamente mi sono trovato qua, non penso di trovarmi da nessun'altra parte. Continuo a ribadire che in top 12 in Italia l'unica squadra dove andare è Rovigo se si vuole vivere un po' di professionismo. Quanto Calvisano ti ha tentato? Ma sicuramente quando mi è arrivata la chiamata da Calvisano ci sono state, tra virgolette, pressioni, sicuramente per dire se vieni sicuramente ci sarà uno svolgimento diverso, è normale un po', cioè non è normale ma insomma si sa. Mi ha tentato poco nel senso che io sono del parere che nessuno ti regala niente e mio papà me l'ha sempre inculcato da piccolo e quindi se devo prendermi qualcosa devo prendermelo da solo. Ok, e diciamo che Umberto dice spesso che ti ha corteggiato più lui, o meglio, ti ha corteggiato più di una donna in quelle settimane. Sì, diciamo che Umberto mi ha scritto tanto, mi ha chiamato tanto, insomma ho la fortuna di avere un bel rapporto con lui e mi ha dato una grande mano in questi anni, mi ha fatto sicuramente crescere come giocatore e anche come persona, perché alla fine riesci a trovartelo ogni volta che hai bisogno, c'è sempre, vive praticamente al campo, quindi ogni volta che hai bisogno di una cosa è qui e è pronto a darti una mano. E tu per una dimostrazione d'affetto gli alzi i tergicristalli quando esci dalla macchina, Esatto, no? mi ricordo che una volta mi ha mandato un messaggio, prima che firmassi, della foto della sua macchina col tergicristallo alzato e mi ha detto già si è alzato, quindi vedi un po' tu. Cosa si è alzato? Il tergicristallo, ok. Quindi vedi un po' tu, vedi di tornare. È mai stato così romantico, voglio dire, Umberto? Esatto. Pensa, ti vuole tanto bene che ci ha mandato un video e che adesso state vedendo e voleva chiedere se questa ricezione della palla così alternativa era perché in Sud America il Seven ti picchiava praticamente nella faccia e non riuscivi più a calibrare le traiettorie con la nebbia. Me l'ha mandato stamattina alle 7:40, veramente non lo reggo più. No, scherzi a parte, ci divertiamo, fa dei video divertenti ogni volta che succede qualcosa di simpatico in campo e rende anche un po' il lavoro meno pesante. Ok, veniamo alle domande dei tifosi. Veronica Pallotta, il top del top, belli capè. Immagino tu conosca, no? Sì, lei è la mamma di Giovanni Donofrio. Ah, ok. Quindi io sono cresciuto con Joe e ho un bellissimo rapporto con la mamma e dice belli capè, sta per belli capelli perché da piccolo quando giocavamo in Under 8 avevo un codino e quindi mi chiamava così, va avanti da un po'. Ok. Maurizio Pase, ciao Massimo, è meglio essere un giocatore grande oppure un grande giocatore? Con affetto e ammirazione. Beh, sicuramente non sono il prototipo di un giocatore grande, e non mi ritengo neanche un grande giocatore. Io penso che la grandezza fisica conti fino a un certo punto, il più lo fa il cuore e la testa, quindi tutto il resto viene dopo. Ciao Massimo, mi hanno detto che ti diverti a prendere in giro i tuoi amici e compagni di squadra FIFA 18 con il tuo Napoli, ma in realtà è solo perché hai truccato la squadra e modificato i giocatori. Cosa mi dici riguardo? Allora, mi ricordo che quando sono arrivato tardi quest'anno, perché tra Seven e Zebre sono arrivato un po' tardi qui, c'erano tanti ragazzi nuovi e ovviamente all'inizio eri un po' distante da loro, quindi per approcciare con loro, per stringere il rapporto con loro, invitavo 4-5 ragazzi a casa mia e facciamo questi tornei di FIFA. Ovviamente sono il più forte, quindi ho vinto con il Napoli. FIFA e non PES, quindi? Sì, FIFA, siamo rimasti indietro. Ok. Ciao Massimo, quello sguardo rivolto alla tribuna est dopo il riscaldamento quanto ti carica? E Barbara a scriverlo. Tanto, è un momento importante per me, ormai ovviamente ho le cose che ripeto sempre prima di una partita e quella è diventata una cosa fissa. Guardare il pubblico prima di entrare in campo, prima di entrare in spogliatoio è una cosa che mi dà tanta adrenalina e quindi mi aiuta dopo. Barbara, ciao Massimo, egoisticamente è stata una gioia quando abbiamo saputo che saresti rimasto a Rovigo. Un ringraziamento di cuore, rossoblu ovviamente, per essere lo splendido ragazzo che sei e soprattutto per essere un terremoto con il pallone in mano. E poi c'è Franco Cioffi Junior. Ciao Massimo, come si sente ad essere il Cioffi scarso? Un abbraccio e forza Rovigo. Sì, è mio cugino e un po' di anni fa uscì un articolo di giornale a Benevento dove insomma mi dicevano come l'ultimo Cioffi in azzurro,
quindi lui che è più piccolo di me ci rimase male e da allora mi dice che sono io lo scarso e lui è quello forte. Poi Fabio, ma l'uomo lepre, quando lo rivedremo in campo, se manca lui facciamo pochi punti. Poi Matteo, ciao Massimo, come ti senti ora che voi del sud avrete un motivo per discriminare i veneti e i lombardi? Un grande abbraccio. Ho parlato con Matteo in settimana e gli ho detto, hai visto, per una volta non siamo noi quelli che devono essere discriminati. E lui mi fa, non viene neanche da voi il virus, quindi pensa te. Poi Franco, una domanda Massimo, ma è vero che soffre un po' la competizione con diete, mete fatte, buchi, eccetera, eccetera? Allora io questo penso sia Umberto, perché ho un profilo dove non ha niente, l'ho controllato ieri e secondo me è Umberto che l'ha creato. È un fake? Sì, sì. Sono sicuro, quasi sicuro di questa cosa. Andiamo subito a indagare qua, scateniamo il nostro web agency a capire. E comunque è una cosa vera, nel senso che, ecco, come parlavo prima di Mamao per Modena, sicuramente per me David è un esempio da seguire per come si comporta in campo, fuori e con tutti i ragazzi giovani che ci sono in squadra, perché è veramente una persona da prendere come spunto, ammirarlo nel senso di cercare di seguire le sue orme il più possibile perché si arriva in alto così. Poi Edoardo, ciao Massimo, sono tuo grande fan già dall'anno scorso che stedevi tutti gli estremi dopo un break. Volevo domandarti se per caso è vero che non ti piace ricevere spalle chiuse in allenamento e che reagisci male. Un abbraccio. Sì, un po' di tempo fa c'è stato un allenamento dove ovviamente per forza di cose, se siamo tanti e le formazioni alla fine si danno a metà settimana, chi è dall'altra parte deve dimostrare in qualche modo. C'è stato qualche insomma, scaramuccia così con Fra e alla fine insomma, si è risolta in campo. Bene, come deve essere. Una domanda Massimo, ma com'è la tua vita al di fuori dai social? Io ti seguo sempre, ti mando un abbraccio affettuoso e continua così. Mi raccomando, non smetti, condividi i tuoi momenti speciali con i tuoi follower. Sei un social addicted proprio? Beh, diciamo che ci sto perdendo un po' più di tempo, sì. Siamo stati in Sud America, ho avuto insomma, un po' più di tempo per postare, per mettere insomma, foto delle mete, delle partite, quindi lo utilizzo un po' in più e questa cosa fa arrabbiare a qualcuno della squadra. Ok, poi Sauro dice spettacolo puro Massimo Cioffi, poi Martina dice una cosa molto piacevole e dice più che una domanda avrei un ringraziamento. Sei davvero molto carino con il pubblico e non manchi di salutare, ringraziare e fare un po' di spettacolo che ti assicuro è molto apprezzato. Mi rendo conto che siete tutti molto concentrati, ma ti assicuro che noi sugli spalti soffriamo insieme a voi e sentirvi vicini e partecipi con noi è un valore aggiunto, un bel regalo che ci unisce ancora di più, perciò grazie. E questo insomma, è il messaggio dei Grazie tifosi. Insomma, è inutile, Roberto, Massimo è uno dei più amati giocatori della Rugby Rovigo. Beh, sicuramente è uno che ha spesso la palla in mano e quando ce l'ha fa delle cose sempre molto, molto belle, molto buone che entusiasmano il pubblico e quindi è abbastanza facile diventare beniamini del pubblico. Poi è importante per il pubblico soprattutto vedere un giocatore che ci mette il cuore, ci mette l'anima, non solo il talento. E quindi da questo punto di vista credo che non si possano fare rimproveri a Massimo per l'impegno che mette in campo dal primo all'80°. Il pubblico di Rovigo queste cose le coglie, le percepisce e se si è così affezionato a questo giocatore il motivo è anche questo. Ecco Roberto, Massimo faceva parte di quel gruppo di altri 3 giocatori che a Rugby Rovigo ha dato a Little Seven in quella parentesi sudamericana. Insomma c'è stato anche un certo sforzo da parte della Rugby Rovigo a supporto del perché progetto. È capitato in un momento in cui soprattutto sulla linea dei 3/4 avevamo l'infermeria molto occupata, avevamo delle partite non sempre facili e quindi abbiamo comunque dato la disponibilità inizialmente di 2 giocatori. Diego è rimasto una settimana qua perché avevamo una partita importante e poi Diego si è aggregato al gruppo. Dispiace per come sono andate le cose per la Nazionale 7 e che sicuramente merita un po' più di attenzione sotto vari punti di vista perché le potenzialità per far meglio credo ci siano. Massimo, brevemente, questa esperienza.
Ma è stata un'esperienza fantastica, io credo che è la prima volta per me in un circuito mondiale, ho sempre fatti quelli europei in questi ultimi 3 anni. Sì, dispiace, c'è rammarico perché abbiamo capito che nonostante tutto ci manca veramente poco per superare quel gap di cui tutti parlano e bisognerebbe solo fare veramente un discorso serio su questo Seven, uno perché è veramente uno spettacolo vederlo e due perché è diventato sport olimpico. Sì, cioè nel senso la cosa bella anche della, chiamiamola, della critica nei confronti della mancata diciamo, vittoria o passaggio del turno non si è mai accanita su di voi, cioè nel senso è sempre stata molto in protezione a voi e ad Andy in primis per quello che avete fatto, per cui c'è una scusante e c'è comunque un buon approccio alla vostra esperienza. Sì, no, sicuramente, io spero veramente, cioè mi dispiace tanto perché ci sono persone come Gian Mavian, come Nick Fadalti, lo stesso Guido Barion che ci ha giocato, che sono stati 6, 7, 10 anni Nick, che comunque ha giocato per un sogno e poi alla fine questo sogno, non parlo adesso della qualificazione di Hong Kong, ma parlo di una sede stabile per un Seven, per un'accademia, e purtroppo oggi ancora non esiste, quindi loro sono le persone sicuramente che ho ammirato in questa tournée perché nonostante tutto hanno sacrificato 10 anni di vacanze, dopo 10 mesi di rugby a 15 ne fai 3 con il Seven, vuol dire veramente tanto. Ecco, tra l'altro se si può dire non è che insomma, ci siano dei grossi vantaggi economici nel fare il Seven. Sicuramente no. Ecco, quindi è un discorso proprio di cuore. È un discorso di appartenenza e certo. lo fai perché è una maglia azzurra e per il tricolore sul petto lo fai. Ecco, si parlava di attenzione sul Seven, Rovigo per il terzo anno dà questa grande attenzione nei confronti del rugby a 7, per chi non lo sapesse lo diciamo ed è anche un vanto, nel senso che ce ne siamo accorti in questi mesi, alla fine Rovigo Sevens che avrà luogo il 1° giugno all'interno di Rovigo Rugby Festival l'1 e 2 giugno, è l'unico torneo internazionale in cui la nazionale italiana gioca insieme ad altre nazionali straniere, per cui insomma noi ci siamo a sostegno, la società ha dato 3 giocatori, a livello di eventi verrà mantenuto quello già fatto in passato, per cui la presentazione di Rovigo Sevens 2020. E dopo aver dato l'anteprima di quello che succederà quest'estate, siamo giunti al termine di questa puntata, lunga sicuramente, ma era inevitabile, di Rugby House. Vi ricordiamo fra 2 giorni Rovigo Colorno a porte chiuse, la potrete seguire in streaming. Grazie Massimo per essere stato con noi. Grazie mille Andrea, grazie a tutti. Roberto, grazie mille di essere tornato. Grazie e un saluto a tutti. E ci vediamo o ci sentiamo sabato per Rovigo Colorno. Buonanotte.